Intanto buongiorno, cordialissimo a tutte e a tutti e grazie non soltanto perché ci troviamo insieme a condividere un percorso che secondo me ormai è necessario, ma anche vorrei esprimere una grande riconoscenza a ciascuno di voi proprio per lo specifico impegno che mettete nelle lotte che stiamo portando avanti da molto tempo. Questo che stiamo facendo si inserisce dentro a questo lavoro perché apparteniamo al Veneto ma apparteniamo anche al pianeta e io vorrei proprio con voi condividere adesso vorrei proprio dire che stiamo lavorando perché siamo dentro, chiedo scusa, è la prima volta che lo scrivo per stare dentro i minuti non mi riesce molto ma lo faccio perché credo sia giusto. Sto in piedi anche perché mi piace vedere le facce, non perché sono più alto degli altri, perché così non vedo niente e allora ci guardiamo in faccia molto volentieri. Una breve premessa: siamo qui perché siamo dentro a una emergenza globale e anche a un'emergenza locale riguardo al rapporto individuale, personale e collettivo con la terra. Tutti siamo impegnati nel nostro quotidiano secondo le specificità di ogni comitato, ma apparteniamo anche a un impegno collettivo che ci lega con quanti nel mondo lavorano per il rispetto e la cura del pianeta e per la convivenza di tutti, singoli e popoli, con il riconoscimento della dignità e della giustizia per ogni persona. Siamo dentro una bufera, anche a Padova, riguardo alle discriminazioni per i più poveri. Il nostro incontro non è per arrivare a un documento da distribuire e basta, ma attivare una serie di percorsi per approfondire la nostra conoscenza, ma anche coscienza della realtà e per sentirci coinvolti tutti e con tutti nella forma più trasversale possibile. Perché mai come oggi la salvezza, ripeto, la salvezza nostra e del futuro è legata al comportamento quotidiano della gran massa della popolazione mondiale. Non abbiamo alternative però alla fiducia e al coinvolgimento con tutte le persone disponibili perché la realtà scavalca anche la nostra fantasia. È doveroso, sacrosanto, portare avanti con determinazione le nostre lotte, ma in collegamento e per affrontare tutta la realtà che riguarda tutti. Probabilmente per alcune persone prevenute sulle nostre appartenenze politiche, allargare l'orizzonte sulle emergenze drammatiche del pianeta potrebbe diventare una risorsa in più. C'è il rischio per tutti in questo momento di essere bloccati, direi ipnotizzati dal peso e dalla paura della crisi, perché è sempre più attorcigliata su se stessa, dalla quale si pretende di uscire ancora con la stessa crescita distruttiva che l'ha procurata. Con questo non voglio dire che questa è l'unica strada e che altre forme di impegno politico non siano importanti, come le elezioni, eccetera. In questi giorni ho cercato di aggiornarmi su alcuni problemi del pianeta riguardo ai cambiamenti climatici, l'aumento lineare dell'anidride carbonica, il riscaldamento globale, l'incidenza sull'inquinamento con vari arcipelaghi compatti di rifiuti e in particolare plastica e l'acidificazione degli oceani. Non parliamo mai degli oceani, sono i 3/4 del pianeta e sarà opportuno che cominciamo ad aprire lo sguardo e conoscere da vicino anche questa realtà, perché ne dipende sia il mangiare ma ne dipende anche dell'equilibrio generale del rapporto che esiste fra anidride carbonica, acidificazione e la continuazione della biodiversità. Acqua, aria, cibo, tutto ad altissimo rischio e in tempi molto più brevi del previsto. Siamo davanti a un'ora X di irreversibilità, una vera e propria mutazione di era geologica. Gli scienziati non riescono a capacitarsi perché governi ed enti locali non prestino attenzione e non si preoccupino per la gravissima situazione in cui versa la Terra. Per questo vi prego di leggere con molta attenzione il contributo di Davide Molinò
si trova lì, alcune copie si trovano in fondo, se è necessario farne qualche altra ditemelo, perché ho trovato sulla lista, perché pone il vero problema per tutti. La terra, da strumento dell'iniziativa, della tecnologia e della padronanza dell'uomo a terra, fine principale di tutta l'attività umana, da mezzo a fine. Per garantire vita e futuro. È una rivoluzione radicale che viene richiesta. La terra è primaria per la vita. Tutto ciò che è umano, nonostante tutta la sua nobiltà e trascendenza, è un derivato. Vuol dire che per agire, prima di tutto, devo sempre chiedermi che ne viene alla terra, perché possa espletare la sua funzione rispetto alla vita di tutti gli esseri e rispetto agli equilibri delle relazioni tra i vari elementi. Forse sembra un aspetto filosofico, ma nella pratica il no alle opere non è perché non possono essere utili e non possono essere belle. Il no alle opere oggi è perché la terra ne risente e ha bisogno di respirare. Il nuovo ospedale a Padova non va fatto di qua o di là perché qualcuno c'era su quei medici che si siano meglio organizzati. Non va fatto perché non si può più consumare suolo. È il problema della motivazione. Non è semplice nemmeno per noi. Io sto capendo che qualcuno sta aiutandoci a rivoluzionare. Qua si parla, prendetevi quell'articolo perché è straordinario, si parla di istituzioni, di leggi, di educazione, di linguaggio. Non esiste soltanto il linguaggio umano, esistono linguaggi non umani che hanno bisogno di essere capiti, interpretati e rispettati. E quindi è un impegno secondo me straordinario, molto bello, anche perché il fatto di trovarci di fronte a una mutazione geologica, cioè la sesta era geologica, se è così, parliamo per poco tempo, voglio dire, la velocità con cui la Terra in questo momento sta portando avanti i processi che con la produzione industriale abbiamo provocato, scavalca la possibilità di intervenire. E vorrei che prendessimo sul serio questo elemento non come una paura in più da provocare sulla gente, ma come una responsabilità bella, perché lavorare per la vita non è brutto, non è triste, è pieno di energia, ma lavorare proprio perché noi lavoriamo nel nostro specifico, però siamo coordinati con tutti e certe cose le desideriamo perché sono necessarie per tutti. Ecco, vi ho dato un po' questo panorama perché vorrei proprio che prendessimo sul serio anche un impegno culturale riguardo a questo. I dati li ho cercati dai risultati delle ricerche fatte dalle grandi agenzie internazionali, che è l'IPCC, Gruppo Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, 772 scienziati a tutto il mondo, il WMO, Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, il PNUA, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e l'IPSO, il Programma Internazionale sullo Stato degli Oceani. Ci auguriamo buon lavoro, dobbiamo essere un po' draconiani per quanto riguarda i 10 minuti, poi finito questo ci mettiamo d'accordo su come organizzare i gruppi, qua ciascuno è importante, sappiamo perfettamente che abbiamo a che fare con persone che immaginano da sempre questo tipo di lavoro, per cui andiamo avanti con molta fiducia reciproca. E poi per oggi pomeriggio vediamo se riusciamo anche a quantificare. Mi importa molto che riusciamo a dire i no necessari per interrompere la distruzione che è in atto e che siamo capaci anche di proporre dei sì importanti per riprendere il discorso anche in positivo, in modo da non offrire soltanto un elemento di distruzione, di lotta o di opposizione, ma anche di proposta, in modo che tutte le persone possano sapere che c'è una strada da percorrere. Vi do un avviso semplicissimo, vedete qui abbiamo anche in diretta Radio Cooperativa, spero che siamo d'accordo di allargare il più possibile quando si sta facendo, e quindi facciamo un servizio anche di allargare. E poi
per quanto riguarda il pranzo ci organizziamo qua e quindi non c'è nessun problema. Grazie e partiamo immediatamente.